non sono soltanto distratto e assente. Mi mancano proprio le doti pratiche che tutti hanno. Nel mondo degli affari non farei che pietà, come in qualunque attività che richiedesse percezione rapida e decisione. Per vendere i miei quadri seguo poche buone regole che ho imparate a poco, ma per esempio alle mostre il mercante preferisce che io non sia presente quando un amatore vuole comprare, perché creo difficoltà superflue. Sto facendo costruire una veranda davanti al finestrone del mio studio e devo trattare con alcuni operai. Non dormo più, non penso ad altro, mi ci perdo, non me la cavo. Ho dato 2 esami di guida, sempre bocciato, ci rinuncio, hanno ragione, non sono adatto. Ammetto che un test della mia intelligenza pratica mi darebbe forse dei punti lusinghieri per qualche facoltà, non saprei proprio quale, ma in totale non credo che supererei la media dei quindicenni. Non me ne rammarico, non me ne vanto, ma credo che diverse persone, tra quelle che più stimo, non darebbero un risultato migliore. Se me lo sono sempre cavata piuttosto bene nella vita, è tutta fortuna, perché quella non mi manca. Comunque, io vivo fuori dalla realtà. Intendo con questo indifferenza e reali rapporti tra le cose e gli uomini, conoscere per sentito dire, e del sentito ritenere quello che piace, conoscere gli uomini come a teatro, volerli conoscere attraverso la storia o le storie, come studiare la natura al giardino botanico o le belve al circo. È l'irrealtà dei bambini, insomma, che resiste all'esperienza e persiste. Mi comporto come un regista che tra tanti visi che gli si offrono sceglie quelli che si confanno ai suoi personaggi e manda via gli altri e li ignora per belli, brutti, singolari che siano. Io scelgo quelli che si confanno alle storie che voglio raccontare. Io vedo in queste mie singolarità soprattutto la conseguenza di un'educazione sbagliata. Nell'infanzia fui riservato, silenzioso, introvertito e tale forse sono rimasto. Ho vissuto la mia infanzia, potrei dire, soletto con la mia immaginazione. Il mondo immaginario assume maggiore importanza fatalmente nei bambini che crescono soli. Io crebbi solissimo. In me il mondo immaginario durò più del normale, non si risolse con la pubertà e ancora oggi esiste frammisto alla mia vita d'adulto tra le righe. Forse un simile ritardo nell'evoluzione è indispensabile a creare il tipo psicologico dell'artista. Per non parlare della timidezza. Timidezza è un guaio tanto grosso che a vincerla pare di rinascere. Me ne restano delle tracce, non è cosa grave, posso riderne. Faccio voti uscendo di casa di non incontrare nessuno per le scale, per non doverlo salutare. Ma una riunione anche numerosa non mi intimidisce e riesco a parlare con naturalezza. Tante volte mi sorprendo persino a parlare troppo. È una rivincita, come quella dei sordomuti che hanno imparato a parlare e non tacciono mai. Invece mi contraggo e prendo un'espressione triste appena si parla della mia pittura. Insomma, se mi sento giudicato. Sono ancora piuttosto timido quando parlo con persone del popolo, con contadini o operai. È che anche allora mi sento giudicato e colpevole. Sono timido al telefono. Il non essere visti dovrebbe incoraggiare, ma invece è come se l'interlocutore ti guardasse in bocca. Il mio francese sarà in eterno maccheronico, ma al telefono è peggio che mai. Ho osservato anche questo, che confesso per scrupolo, che della vecchia timidezza mi sono rimaste delle abitudini di cui mi valgo per comodità e per pigrizia. Avendo ormai la fama di taciturno, ne approfitto per tacere e non sentire quando una conversazione non mi interessa. E sono allora completamente assente e casco dalle nuvole, se qualcuno mi rivolge la parola. Dice Carrieri che metto le orecchie in tasca. Ho vergogna di dire con quale rapidità visito opere e mostre che dovrei amare, come se l'importante fosse di rassicurarmi che non c'è niente di troppo bello. Se fossi cattivo con me stesso denuncerei una specie di invidia rabbiosa, ma non è questo. Io sono fecondato ormai da molte belle cose. La vita non mi basterà per digerirle, per trarne frutto. Non datemene più, per carità. Queste erano riflessioni autografe di Massimo Campigli, 1967, Carte segrete. Questo, curiosamente, è anche un volumetto autografato e dedicato nel 1967 stesso dallo stesso Campigli all'amico Mele.